caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace. Complimenti. Grazie. È un tuo pezzo? No, è un tema che l'ho fatto dalla Brasile, di Bellissimo. Roberto Carlos. Canto, ascolto le teme ma faccio a mio modo. Hai iniziato in Italia? No, da piccolo, da Romania. Nella vostra grande cultura avete avuto veramente grandissimi musicisti e grandi scuole. La scuola delle taraf è molto diversa da quella del flamenco, da quella del jazz, manouche. È vero, ma Avete- noi rom sono pochi che vanno a scuola. Imparano Sì. nelle case, nelle strade, nei gruppi, da piccoli. Come mio figlio lo attiro verso di me per imparare la musica. La nostra famiglia, la nostra cultura si basa su questa musica. La vostra musica viene capita? In scuola nostra credo no, pensano che al campo è brutto, queste cose qua, non veniamo che ci stanno dei zingari, queste cose, ma quando vengono in campo, mazza che bello. Eh sì. Siamo nascosti qua, siamo chiusi. Prima stavamo in un campo di Casilina, Cavoli che sì. era mondezza, Sì, sì. miseria, Lo so, lo so. continuavamo a andare in giro a fare la musica, ma quando ritornavamo a casa era un inferno. Andavamo 3 chilometri per prendere in bidoni l'acqua, i bambini non andavano sporchi perché era tutto umido, tutto Fango. baracche che stavano, i topi dappertutto. Quando siamo venuti qua un'altra storia qua. Certo. Abbiamo rimasti chiusi qua nel container dei giorni per vedere come l'acqua calda, come un'altra vita. Di voi il mondo che sta là fuori non ne sa, Non sanno ne sa niente, nulla. non sanno nulla. La gente pensa che Roma significa solo furto, problemi. Dappertutto ci mandano via, ci cacciano, dove suoniamo, sulle strade, sul ristorante, ti mandano via, ti cacciano via. Alla fine non ce la sai dove vai, come faccio, come vengo a casa, non ho fatto nessun soldo, nessun niente. Certo le cose non le potremo cambiare facilmente. Ti do un esempio, mio figlio è andato a scuola, al liceo primo anno. E quando i suoi compagni e amici hanno chiesto «Ehi, tu sei rom?» e lui ha detto no, non sono. Ha fatto l'amicizia con loro, talmente che si affidavano uno dall'altro qualsiasi cosa, andavano in giro ai film, agli stadio. Dopo un suo amico stava per minare un altro, che era rom. Mio figlio l'ha difeso e lascialo. Anche io sono rom. Ma perché non me l'hai detto? Da oggi non sei più il mio amico. Alla fine, sì, sei, anche se sei conosciuto sempre rom, sì. Basta. Tu come trasmetti la musica a tuo figlio? Lo chiamo vicino a me, gli dico guarda, dobbiamo sentire queste canzoni. E quando lo vedo che gli piace, diciamo adesso cominciamo da capo. Ma è meglio che lui sente e lo fa. Sì.
importanza ha avere un contatto con tuo padre? E la musica mi avvicina molto con mio padre, parlo con lui molto. Mentre canto, suono, mi avvicino a mio padre, parlo tutte le cose, di tutti i problemi. Cosa vorresti che la vita ti regalasse? Per continuare su questo a suonare e per essere la famiglia felice. Se vai ogni container, diciamo uno al 3 container, di là, non esiste un bambino che non canta, che non suona qualcosa. Così famo noi. Senza quando non c'è corrente, non c'è niente, è fuoco, è natura. Qua ci stanno i nostri amici. Ecco un altro amatore di grande musica. Ah sì? Musicista? Canta? Non musicista, però Canta. la musica è la più bella cosa mai esistita. Ciao. Buonasera. Buonasera. La musica è Tutto. giustamente capendola come si deve. Sì, sì, sì. Perché solo a sentirla è un conto, viverla è tutta un'altra. Noi due siamo due malati di musica. Ecco, Noi siamo malati, se non facciamo musica ci ammaliamo, siamo una pecora. scusami. Vieni con le mani, che quelle sono le mani di artista. È un grande violinista. Violinista. Sono bagnato. No, si rispettano le mani così. Suona bene con la violina. Suona poco Grazie. 2 minuti. Dai, ti voglio bene assai. Ti posso dire una cosa? Io mi sento a casa. Bravo. Noi quando ti sentiamo un po' freddo o non parli o così, ma quando parli con noi sei nostro familiare, sei nostro fratello. Facciamo un applauso al maestro. E dimmi voi che ti stavo suonando adesso. È musica lautarasca, tradizionale. Non conosco di Quello che ti piace. io stavo suonando musica classica. Meglio ancora. Ah, questo è Strauss, è Strauss. Ma oggi anche noi, perché vivremo a Italia, sappiamo un bel canzone. Qualcosa della Romania. Ah, questo ci vuole, questo è importante. Ma sappiamo
sappiamo che 50 anni. Vorrei dire una cosa, se mi permetti, ci diamo del tu, perché tra musicisti ci diamo del tu. Questo pezzo che hai suonato lo vorrei dedicare all'amicizia tra le persone e tra i popoli e il rispetto. Va bene? Questo è importante. Perché anche noi lo rispettiamo, perché vivremo a Italia e rispettiamo la storia come del diritto come cittadini. Non siamo concittadini, Certo. ma rispettiamo anche noi. Sì. Vogliamo rispettare tutti, devo rispettare le leggi Certo. che sono il modo da vivere. Certo. E questa è basta. Vi ringrazio anche io. Grazie. Tante buone Grazie cose, di è tutto. stato piacere. Mi raccomando. Ciao, arrivederci. Ciao. La tragedia in un campo nomadi a Roma. Le fiamme hanno avvolto la baracca in pochissimo tempo. Il rogo non ha lasciato scampo ai 4 bambini, 4 fratelli che erano all'interno. Raul di 4 anni, Fernando di 5, Patrizia di 8 e Sabatino di 11. Te bande vlasa stimo, că dau ca cel mai la ciovaica, dau ca cel mai la ciol. Il lamento di una mamma che ha perso i suoi bambini, l'urlo di l'incendio Il zingaro è una parola dispregiativa, si dice rom, ma io preferisco dire zingaro, perché rom significa uomo, e se a me qui non mi trattano come un uomo, sarebbero fiano chiamare a me stesso rom. Davanti ai miei occhi a Casilino 700 sono morti, dove io mi sono bruciato, ancora ho cicatrici, una bambina di 8 mesi, un bambino di 2 anni. Siete indifferenti. Indifferenza è l'arma più pericolosa dell'umanità.
Io quando faccio un spettacolo teatrale, se esce fuori, mettiamo caso, di 200 persone, se escono 2 fuori, dove io sono riuscito a cambiare la loro opinione nei confronti del mio popolo, io sono la persona più contenta del mondo. Quando stiamo sul palcoscenico, tutti dicono bravi, meravigliosi, musica zigana, bellissima. Poi il giorno dopo, quando lo vedi metropolitana che suona, tu neanche gli dai 10 centesimi. Noi abbiamo un amico a cui facciamo riferimento spesso, Anton Blasevich, che dice se stesso Tony Zingaro, vive qui a Roma. Lui è un intellettuale in realtà. Se avete l'occasione di sentirlo, qualsiasi cosa faccia, non ve lo perdete. Merita. Ogni tanto fa anche l'operatore culturale, fa diverse cose e scrive così. Per te, tu, coraggiosa donna che non hai paura della diversità, tu, che cammini per la strada con il cuore in mano, per te, portatrice della mia felicità, sono pronto a lasciare il mondo, ma non ti dimenticare chi sono. Solo uno zingaro. Le mie strade sono coperte dalle maledizioni, dal vino e dalla musica. Io ho cominciato a fare lo spettacolo quando stavo a Casilino 700. Lavoravo con Monio Vadia all'inizio, lui è il mio mentore. Andavo in giro, che ne so io, con lui, e facevamo questi spettacoli, dormivo in albergo e gente ti applaudiva. Poi prendevi il treno e tornavi dentro un campo. Non è facile. Non è facile neanche per noi che viviamo sta vita. Ti dico pure i musicisti, quelli che mi hanno accompagnato e quelli che mi accompagnano ancora, sono i ragazzi che suonano dentro il Metropolitano. Grandissimo Ion Stanescu, detto Nelu, Albert Florian Mihai, Isan Marin Tanasate, Marion Sherba. Io suonavo sulla metropolitana qualche volta per strada e poi un ragazzo, un chitarrista che si chiama Ion Saraco, va a venire perché c'è questo festival importante. Io pensavo che saliamo sul palco, come no, figurati. Invece noi suonavamo all'ingresso, come alla porta dell'ingresso del festival. E l'ho visto lì, Paolo Rocca, quindi ha detto che è piaciuto lo spettacolo nostro più di quello spettacolo, è vero che l'hai visto quella sera? E lì piano piano siamo conosciuti.
Gentilmente non lo so, dentro mi potessi dare un po' di più in basso, mi senta un po', lo sento come metallico. Ehi, ragazzi, facciamo una cosa? Ripartiamo da zero un attimo con sto violino? Sì. Abbiamo approfondito le conoscenze reciproche e gli ultimi concerti che abbiamo fatto all'Elfo a Milano abbiamo fatto un video, secondo me, con un'orchestra che è molto interessante perché è una chiara fotografia di quello che significa l'integrazione. Abbiamo suonato sui grandi palchi d'Italia, grazie all'Italia, perché è il paese che abbiamo suonato di più. All'inizio erano state tante emozioni per noi suonare un palco così con tanta gente. Sembrava un sogno, però veramente era realtà. Però anche il secondo giorno, quando la tasca era vuota, quindi ci trovavamo sulla metropolitana, quindi suonare con la stessa passione. Moni, stare zitti perché sento tutto che parlano. Sì. Florian Mihai. Per un musicista che è innamorato del suo mestiere, a suonare a Scala di Milano e poi il giorno dopo magari lo vedi Piazza Navona, io lo definirei proprio come un uccello che piace volare, di essere libero. La gente che ci trovano sulla strada a suonare, no? Ci dice, ma come mai? La cosa che si deve fare, che si deve continuare sempre a suonare e di esporti al pubblico. Un musicista zingaro, essendo bravo con la tecnica e suonando sui più grandi palchi del mondo, lui il secondo giorno sta per strada, lo sai perché? Perché lo sente dentro di sua anima. Come grande violinista come Ion Stănescu, un virtuoso straordinario che è stato primo violino nelle orchestre per 32 anni e che suona con la stessa compenetrazione di arte, di umanità, di energia in orchestra col frac, con noi in teatro in modo più informale e in strada a cappello. Non cambia niente per lui. Che lezione immensa contro le arroganze. Noi siamo poveri zingari che sappiamo svolgere il nostro lavoro e di guadagnarci il nostro pane per i nostri figli.
Karim Tanasake, contrabbasso a 3 corde. Per prima cosa per noi esiste la famiglia, perché noi zingari, come voi ci chiamate, per noi è una cosa fondamentale. Loro lavoravano veramente tantissimo. Suonavano i matrimoni zingari, i matrimoni rumeni, loro andavano tutto in giro, tutta l'Europa, tutto il mondo. Portogallo, con Spagna, l'orchestra, Italia. A me mi hanno fatto crescere loro con la musica e io faccio crescere i miei figli con la musica. Vârsta de 6 ani a mea am prins-o una violino. I loro genitori all'età sua, che lui aveva 6 anni, gli hanno comprato un violino. Un violin. Vioara asta mi-a pus-o în mână, avea vitei, ia-o și du-te cu vitele, paște caprele, porcii și înveți. Suo padre gli ha messo il violino in mano e dice vai con Le capre, le mucche, i maiali, via il violino e studia lì da solo, cioè Lo aveam în cap. perché lui qualcosa ne aveva nel testa, nel suo sangue, nel suo corpo, essendo un figlio di musicista, aveva l'istinto, capito? E quindi lui ha imparato da solo il violino, cioè nel senso facendo pure il pastore, diciamo. Quando lui era il primo violino dell'orchestra popolare, l'hanno messo lui come direttore d'orchestra e è rimasto per 30 anni. 20 de ani, 22 aveam, am prins-o pe tua mare. Ha conosciuto mia madre e essendo pure lei una cantante da un'altra generazione sua che il suo padre E mia mamma. e sua madre erano i più grandi musicisti di tutta la regione della Craiova. Sì. Questo Conosco mio Marian figlio. più di 16 anni, siamo dei fratelli che veramente abbiamo guadagnato un pezzo di pane e la moliga, la briciola. Questo prodigioso strumento che si chiama cembalon, strumento della Transilvania, dalle origini antichissime, c'è la matrice nel santur persiano e Marian è veramente, come dire, il massimo che si possa ascoltare, anche perché lo suona da credo quando avesse 3 o 4 anni e oltre a suonare questi strumenti li costruisce. Sono nato dentro casa con questo strumento, quando ho sentito per la prima volta tipo Mai Non Sing, no? Di Django Reinhardt, l'ho accompagnato in maniera originale e poi ho messo la mia impronta e le mie improvvisazioni. Con Roy era tutto un altro mondo. Sì, però ho fatto ridere anche là. Sai, ho trovato un mazzo così di spartiti, io tranquillamente sorridente l'ho preso e ho messi proprio, scusa la parola, il culo in giù, con il titolo in giù, e ho fatto quello che sentivo io. E con Elvis Costello Uguale, ha ho fatto detto lo questo stesso. sono io. Jazz Manus,
exemple. Django Reinhardt, Stéphane Grappelli. En ce moment, c'est Birelli Lagrène. Pour moi, c'est fini. C'est fini, violon, c'est fini tout quand j'ai écouté Django e Stéphane Grappelli. L'unico vero, autentico jazzista originale prodotto dall'Europa è stato il grande Django Reinhardt, che incontrando un borghesissimo francese violinista colto, Stéphane Grappelli, ha dato vita a uno dei più singolari gruppi di jazz di tutta la storia del jazz. Ha dato una tale originalità che ha fatto scuola anche agli americani. D'origine belge, malheureusement il a eu un accident avec la caravane, le voyage. Il a eu un problème de doigt, mais tout à fait après l'accident, j'ai entendu parler qu'il a commencé à être un génie. Après avoir le problème, même avec des problèmes de doigt, il a pu être un génie. C'est sûrement, il était né pour ça. C'était un talent natif, naturel. C'est incomparable. Un manouche, uno zingaro, il grande Django Reinhardt. C'è qualcosa insieme di universalità e di alterità. L'essere umano è universale, però esprime una cultura specifica. Le genti, questo è il miracolo dell'umanità, dell'universalità, hanno saputo esprimersi in differenze culturali, che sono la bellezza molteplice dell'universale umano. Il linguaggio musicale è quello che prova l'universalità e insieme esprime la molteplicità. Per esempio, i russi, in particolare, piangono lacrime su certe canzoni che sono proprio parte della loro profondità e intimità slava. O Cicciornia, le famosi Podmaskovsky Viechera, le noti a Mosca, oppure altre canzoni celeberrime di questo tipo, sono in realtà canzoni dei Rom. Quando le alterità si lasciano prosperare e fertilizzare, sono la benedizione della terra che le accoglie. Certo, Jakub Gershowitz, emigrante ebreo-russo, arriva negli Stati Uniti ed esprime il massimo livello della musica bianca statunitense del Novecento. Quel Jakub Gershowitz cambierà nome in George Gershwin. Perché questo è quello che succede se noi abbiamo le orecchie e il cuore aperto, quando si attivano i sensori dell'accoglienza invece che quelli della discriminazione e dell'odio. Ma famille c'était en France pour gagner de l'argent, avec un orchestre aussi. Moi j'étais en Roumanie, je devais finir le lycée. Et après je commençais do minore, do maggiore et l'accordéon. Et je n'avais pas de prof, personne m'a appris. Et lui au lit, il m'écoutait, il dit, ah, questo non è buono, questo non è buono. Facciamo un autre. Et en faisant le mariage, je devais jouer au mariage. Je faisais le piano aussi, un peu de chant, et comme ça je démarrais. Et quand je suis arrivé en France, j'avais dit à mon père que je fais de l'accordéon. Mais lui, il croyait que je suis qu'un débutant. C'est Sainte Sarah, c'est quelque chose de spirituel et c'est quelque chose qui me protège dans une manière ou une autre. Ma façon, comment je crois en Dieu et comment je le respecte. Le nom de Sarah est inscrit dans certains textes du 1er siècle que l'on appelle les évangiles apocryphes. Alors cette Sarah, c'est un petit mystère. C'est une égyptienne et elle serait venue comme servante des saintes. Cette femme, c'était le symbole de quelqu'un qui était un peu comme eux, qui était délaissé, qui n'avait pas de patronne, c'était des saintes. Les gitans, c'est lui qui a relancé le culte de Sarah. Il y a ceux qui disent, mais alors Sarah, c'était sûrement quelqu'un de chez nous. Elle est devenue leur patronne. Avec mes amis gitans, on avait énormément communiqué. Parce que c'est un symbole, c'est le partage. Et il faut que dans l'esprit de tous nos jeunes, de tous nos... ça soit un symbole valorisant. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Aussi bien les gitans que nous.
suis quelqu'un d'assez hybride. J'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère qui était piémontaise. Mais mon grand-père était voyageur qui a erré beaucoup en Espagne, qui a connu le flamenco des années 1920 et il est parti, comme beaucoup de gens, pour la guerre, parce que la guerre c'est jamais drôle. Et puis ma grand-mère, elle est née en Amérique du Sud, donc c'est un mélange très complet. J'ai un grand-père qui est alsacien. Donc si tu veux, je suis quelqu'un qui est pas seulement européen, parce que je suis quelqu'un qui a des racines dans le monde entier. Donc je peux pas... Les gitans m'ont beaucoup apporté au niveau de la musique, hein. Je le reconnais parce que ce côté gitan, c'est le côté sincère dans l'art, dans l'émotion. Noi zingari soffriamo come nessun altro la fame, il bisogno e la violenza dell'odio, però sappiamo volare come cicogne sulle nostre balalaiche. Zigeunerli. Finster die Nacht, wie Keulen schwarz, nur Tracht in Tracht, die ganze Nacht, mit Zigeuner, leben wie kein, mir Vi flyger rim vid ditt kajkes. Vi spelar av din Vi flyger rim vid ditt kajkes. Non c'è stato nessun luogo dove la cultura romani si sia espressa a livello più profondo, dal punto di vista timbrico, melodico, come nell'incontro con la cultura rumena, che è una delle culture musicali più sconvolgenti di tutto il centro-est Europa. Forse sapete che la Romania era la Dacia una volta. I Daci erano molto fieri e erano combattenti pazzeschi, sì che i romani furono costretti a sterminarli tutti. Letteralmente un genocidio. E dopodiché la Dacia fu popolata con i romani di Roma. Per cui i romeni di origine, di ceppo originario, sono più romani di voi. Il più grande linciaggio del 1900 negli Stati Uniti fu un linciaggio di 800 italiani linciati perché negri. Un afroamericano, alla fine degli anni 20, in uno degli stati razzisti, era stato accusato di avere violentato una donna bianca.
Quando si trovò vicino alla sedia elettrica si difese dicendo: vostro onore, questa donna sembra bianca, ma non è bianca. Il giudice si infuriò. Lei mi prende in giro, vuole anche il vilipendio della corte? No, vostro onore, me ne guarderei bene, ma le dicevo che questa donna sembra bianca, ma non è bianca, perché è italiana. Fu assolto. Più del 60% di Rom e Sinti sono italiani. Direi che il 95% sono comunitari, quindi cittadini europei. E quelli pochi che non sono dell'Europa comunitaria sono dell'Europa extracomunitaria, ma comunque europei. Eppure noi li trattiamo come se fossero un problema, un corpo estraneo, fossero altro. Non esiste un problema Rom, il problema è nostro. Anche l'idea del nomadismo è un'idea tutta nostra. La gran parte della popolazione Rom è stanziale, vive in case, non c'è nessuna vocazione per il nomadismo, sono stati cacciati, perseguitati, erano destinati allo sterminio come gli ebrei, non differentemente. È un insegnante che parla. Sullo scuolabus del comune, nel tragitto tra il campo e la scuola, spiego ai piccoli Rom i motivi della mia partenza del giorno successivo. Vado in Polonia a visitare un posto molto brutto, si chiama Auschwitz, è un grandissimo campo dove i nazisti concentravano ebrei, zingari e molti altri che poi venivano uccisi in grandi stanze con il gas. Mohammed chiede: li bruciavano, li ammazzavano col fuoco? Non sa dello sterminio di 500.000 zingari perpetrato in nome della purezza del sangue. Ricorda però le baracche che bruciano, il fuoco che uccide i bambini come lui nelle roulotte. La sua è la memoria della discriminazione quotidiana, dello sterminio strisciante del popolo Rom. E io gli rispondo: no, Mohammed, li uccidevano col gas, poi li bruciavano. E si fa serio e molto preoccupato. Stai attento, portati una pistola e un bastone. Ma no, Mohammed, ma cosa hai capito? Questa cosa succedeva tanti anni fa, ora lì non uccidono più nessuno. Tu comunque stai attento, perché quelli la notte tornano. Un mondo fatto di barriere, di muri, e non un mondo fatto invece di confini che sono il luogo in cui le alterità si incontrano e si accolgono. È un po' come i corpi dell'uomo e della donna, sono due confini separati. La vita nasce quando i confini si ammorbidiscono e si accolgono reciprocamente.
te pekimpi pintise și pusi vântul fără de milă m-a purtat și pe unde a vrut el m-a lăsat. Dragoste buruiană rea, de ce mi-ai fript inima? Doar abia acum te înțeleg și la notte vreau să te culeg. Si sa bene che l'industria ha fatto chiudere diversi mercati artigianali, buona parte dei Rom erano e sono ancora artigiani, lavoratori di metalli, in special modo del rame, addestratori di cavalli e giostrai, tutti mestieri che purtroppo sono caduti in disuso. Gli zingari rubano, è vero, però io non ho mai sentito dire, non ho mai visto scritto da nessuna parte che gli zingari abbiano rubato tramite banca, e questo mi pare che sia un dato di fatto. Dragoste buruiană